allievi regionali under 16 e con la sfida intanto tra la Fincantieri e il Casteldaccia. Tanto Spada va a mettere al centro il pallone, lungo per tutti, allontana la difesa del Casteldaccia, poi Giambrone controlla, calcia col sinistro e la palla sorvola la traversa dopo una deviazione, quindi calcio d'angolo. La battuta corta da parte della Fincantieri che arriva in area di rigore, la palla messa al centro, la volée, la parata straordinaria sulla girata da parte di Mazzola. Ruvolo prova a far correre Randazzo, la Pozzanghera rallenta un po' la sua corsa, ma ancora Randazzo col dribbling su Canale, la palla messa al centro, Giambrone calcia di controbalzo, palla fuori, recupera il pallone Ruvolo che poi manca a contrasto con Canale, alla fine subentra Palma, Palma in area di rigore, Palma sinistro, la parata da parte di Russo e adesso Palma si è acceso. Intervento di Canale che però serve involontariamente Palma, il tocco di Palma dalle parti di Ruvolo che controlla, calcia! Ruvolo per il vantaggio della Fincantieri, ancora una volta illumina la scena Palma con la giocata in verticale e poi Ruvolo non deve fare altro che stoppare e mettere a segno il gol dell'1-0. Sempre fronte alla porta Ruvolo, poi allarga a sinistra per l'onnipresente Spada che sta correndo tantissimo in questo primo tempo, palla al centro, Giambrone! Conclusione fuori, grandissima azione, ottimo inserimento, palla che esce di nulla, che allunga la falcata, ancora Ruvolo, ingresso in area di Bernardo, spalle alla porta, prova a girarsi a calciare, super gol di Di Bernardo, all'improvviso si gira e trova uno splendido gol, quello del 2-0, all'improvviso di Bernardo per il raddoppio. Poi Teresi prova a verticalizzare, non trova compagno, allora subentra nell'azione Salvatore Vinciguerra, occhio però la palla recuperata, Giambrone sul fondo per quella che potrebbe essere l'ultima azione del primo tempo, ad un passo dal 3-0 la Fincantieri. E dall'altra parte sono 5 gli uomini a disposizione della Fincantieri, ovvero sia, tanta attenzione prima, la palla per Di Bernardo che si divora il gol del possibile 3-0 nel corso del primo tempo, si avvierebbe al traguardo dei 50. Intanto Spada con la corsa per Ruvolo, Ruvolo cerca l'inserimento in area, la palla dentro per Di Bernardo, l'uscita e poi l'intervento vincente per il 3-0, la rete segnata da Ruvolo che ha iniziato l'azione e come giusto che sia la porta a termine, e la porta a termine con la rete che vale il tris per la sua squadra che comanda il girone B del campionato juniores. Intanto occhio a questa palla bellissima per Piazza e 4-0, poker servito ma grande verticalizzazione di Taresi per Piazza che ha dovuto soltanto attendere l'uscita del portiere, scavalcarlo con il pallonetto. 4-0 dunque con Doncor, palla in verticale Di Bernardo sull'uscita di Fricano, la palla rimane lì, c'è il salvataggio ma la palla è ancora buona, Di Bernardo converge sinistro, salvataggio sulla linea, arriva Teresi in zona di sparo dal limite, se la sistema, poi calcia verso l'angolino, palla fuori, allunga la falcata Doncor contro lo stesso Siracusa, la sterzata di Doncor, serie di finte, palla al centro, Giambrone, calcia, colpisce la traversa, è occasione per la cinquina Fincantieri, mentre c'è l'avanzata di Piazza, la palla per Doncor che in posizione regolare Doncor e c'è il gol anche per Doncor, il gol del 5-0 allunga ancora nel punteggio la Fincantieri che vuole chiudere in trionfo questa regular season e lo fa mandando in gol anche Doncor, la fa scorrere, allora cerca di accelerare, Canale cerca di tenerlo, Doncor però è più veloce, Doncor in area di rigore, Doncor conclusione, incrocio dei pali, poi l'azione non è finita, salvataggio e per la palla che viene messa fuori, doppia occasione per il raddoppio, anzi per il sesto gol, per l'azione del terzo gol. Qui intanto altra palla in profondità, Fontana, posizione regolare, Fontana incrocia, colpisce il palo e la palla si insacca in rete. 6-0 in gol anche Fontana che anche partendo dalla panchina riesce a farsi sentire. Rimessa per Spada, lungo verso l'area, Giambrone prolunga, la palla passa, arriva dalle parti di Randazzo che la fa scendere, quello che non era riuscito a trovare poco fa Doncor, lo trova lui, la rete del 7-0, chiude in trionfo la Fincantieri. Direttore di gara che inizia
a guardare il cronometro, e per lui basta così anche per la regular season di Fincantieri e Casteldaccia. Finisce 7-0 in favore della squadra che ha di fatto vinto il girone B.